Lo avevamo conosciuto così, Forrest, il cucciolo di macaco rubato a luglio dal parco faunistico Cappeller di Cartigliano, riportato alla sua mamma dopo che le era stato letteralmente strappato dalle braccia qualche ora prima, a furia di botte che non avevano risparmiato nessuno dei 6 componenti della famiglia di macachi. Si tratta di una specie protetta inserita all'interno dell'appendice seconda della CITES, ovvero la Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali minacciate di estinzione, il cui commercio è strettamente regolamentato proprio per tutelarne la sopravvivenza. Il cucciolo, appartenente appunto ad una specie protetta, era stato restituito il giorno dopo il furto da una persona che aveva dichiarato di averlo notato dentro una gabbia lasciata lungo la strada nel Veneziano. In realtà, secondo le indagini dei carabinieri della compagnia di Bassano, supportati dal gruppo Carabinieri Forestali di Vicenza, si trattava di uno dei ladri che, nell'impossibilità di accudire il macaco, ne aveva simulato il ritrovamento. Si tratta di una specie pericolosa, per cui è necessaria un'autorizzazione prefettizia alla detenzione, che deve avvenire in idonee strutture di custodia, come quelle presenti appunto all'interno del parco faunistico Cappeller. L'uomo, assieme alla famiglia e ad alcuni conoscenti, si era recato in visita al parco faunistico. Con un complice, la sera stessa, aveva rubato il cucciolo dopo aver picchiato violentemente la famiglia di macachi con dei bastoni. Ora i due, un 35enne e un 37enne, entrambi residenti nel Veneziano, sono accusati di furto pluriaggravato in concorso, maltrattamenti e lesioni di animali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.